Diventerà un polo culturale nel cuore della città. Proseguono i lavori di restauro del castello carrarese, che dovrebbe ospitare negli intenti del comune un museo di design contemporaneo con la collezione Bortolussi, che raccoglie oltre 2000 pezzi di pregio. L'assessore Colasio, che da anni lavora per riqualificare quest'area così suggestiva e storica della città, ha annunciato che è stata firmata la bozza dell'accordo di valorizzazione del castello carrarese, che consente all'amministrazione di tornare in possesso di un bene demaniale in stato di abbandono e di poterlo riqualificare. Nei prossimi 90 giorni serviranno ulteriori passaggi in commissione, ma la strada è spianata per il castello, testimone del glorioso passato della Padova carrarese. Si chiamerà non casualmente PAD, Padova Design. È un modo per lanciare una sfida a livello internazionale, perché la partita è di rango internazionale. La nostra città non ha solo Giotto, non ha solo il 300, ma è anche in grado di essere dentro i percorsi dell'innovazione e dell'arte contemporanea. Al momento la collezione Bortolussi è ancora chiusa in una parte del castello, che un tempo fu anche carcere. Qui dovrebbe anche sorgere un ristorante e un bookshop come nei musei. Tra qualche anno quindi il castello sarà un punto centrale del percorso che unisce i due estremi dell'Urbs Picta padovana, la Cappella degli Scrovegni e la Cittadella Antoniana con l'Oratorio di San Giorgio.